Ciao amici, l'ingrediente di oggi è questa melanzana. È del tipo tunisina, bella dolce, e con questa melanzana faremo una ricetta strepitosa. Gli ingredienti sono semplicissimi. Abbiamo la nostra melanzana tunisina, quella viola bella dolce, farina bianca, pane grattugiato, un uovo e sale. Iniziamo a tagliare la melanzana. Tagliamo la testa e la coda. La melanzana la tagliamo in due. E tagliamo delle fettine spesse 1 centimetro. Ora prepariamo l'uovo, quindi un uovo, un pizzico di sale, lo sbattiamo bene e lo mettiamo in un piatto. Le melanzane le dobbiamo impanare, quindi per fare un'impanatura bella croccante vi spiego come si fa, è semplicissimo. Facciamo la melanzana, farina, uovo e pane grattugiato. Quindi melanzana, farina, uovo e pane grattugiato. Se vi piace un'impanatura più croccante potete ripetere l'operazione. Farina, ancora farina, uovo e pane grattugiato. Più volte fate queste operazioni e più l'impanatura rimarrà croccante. Dopo aver impanato la nostra melanzana, siamo qua ai fornelli e abbiamo preparato una padella con dell'olio di semi di girasole. Olio caldissimo, ci mettiamo le melanzane. Le melanzane vanno girate, se no si bruciano. Bene, adesso le possiamo togliere. Scoliamo l'olio in eccesso e mettiamo sulla carta assorbente. Le melanzane vanno salate. Ecco, le melanzane sono pronte. Si possono gustare o con dei panini belli, croccanti, morbidi, come volete voi, o se no semplicemente mangiarli nel piatto. Come si fa? Così. Prendo il pane, lo tagliamo per bene. Una, due, o semplicemente così, una melanzana, due melanzane, tre melanzane. Un piatto semplice e buonissimo. Buon appetito!